Allora, rieccoci, dovremmo avere una telefonata in attesa se non erro. Pronto? La vediamo quando la regia riesce a passarmela. Ma Bellardi. io faccio una riflessione un po' giuridica, ma anche un po' esco fuori dall'ambito giuridico per tornare su quello economico. Dall'aspetto giuridico è interessantissimo quello che ci è stato detto poco fa. Vorrei però aggiungere anche che ci sono differenze in Europa, perché proprio l'altro giorno eravamo con dei rappresentanti del sistema delle camere di commercio della Catalogna che ci raccontavano come funziona il loro sistema. E anche loro sono in questo sistema di rigidità della loro Costituzione, chiamiamolo di rigidità o impedimento, mentre invece noi abbiamo il caso della Gran Bretagna con la Scozia, dove invece lì abbiamo un referendum riconosciuto ufficialmente, quindi abbiamo un sistema, quello della Gran Bretagna, che permette invece, che dà questa possibilità. Mi pare anche il caso, ma adesso non mi voglio disperdere, sul Canada. I sistemi anglosassoni sono più elastici, si modificano più facilmente con il tempo, le norme che li fondano. Però c'è l'aspetto quello economico, no? Ritorniamo a quell'aspetto lì, che può a volte prevaricare gli aspetti di carattere giuridico. E adesso se noi guardiamo per esempio al piano Cottarelli, no? Guardiamo all'attuale Renzi che deve assolutamente trovare delle risorse per poter far fronte agli impegni che sta prendendo, perché sennò rischia di non mantenere le promesse fatte, può mettere nuove tasse, non può farlo perché siamo arrivati all'overdose di tasse, potrebbe però tagliare. Ecco, noi abbiamo visto questo piano Cottarelli, ma come il solito si tratta il paese tutto alla stessa maniera, cioè come se il Sicilia fosse uguale al Veneto, la Campania fosse uguale alla Calabria o la Campania uguale al Piemonte, per cui tu usi la stessa medicina per malattie diverse, perché noi abbiamo nel nostro paese una situazione non omogenea. Che cosa può provocare questo? Questo piano che porterà avanti tagli lineari, cioè uguali per tutto il paese, come è stato fatto fino ad oggi, sono stati tutti fonte di errori, ma soprattutto di mancanza di risparmi, perché alla fine il debito pubblico è salito di un ulteriore 15%, stiamo parlando di cifre inaudite, dicevo poco fa, dai 160 ai 200 miliardi di euro. Perché questo succede? Perché questo può portare all'esasperazione delle persone, perché alla fine si vedono che le tasse non diminuiscono, perché tu non fai un'azione razionale. Noi abbiamo per esempio studiato che se la pubblica amministrazione italiana assomigliasse a quella veneta, noi avremmo ogni anno 30 miliardi di risparmi di soldi e quindi di risparmi di tasse. Se assomigliasse a quella tedesca ci sarebbero risparmi solo di 20 miliardi, cioè ci permettiamo di dire che il sistema della pubblica amministrazione del Veneto è migliore addirittura di quello medio tedesco. Intanto aspettiamo queste azioni di Cottarelli, vabbè. Pronto? Sì, buongiorno, sono Franco, mi chiamo da Belluno. Prego, signor Franco. Buongiorno, complimenti alla trasmissione. Grazie. Volevo intervenire, se posso, dicendo la mia. Sì. Riguardo alla telefonata della signora di prima, ha detto quelli che non hanno votato di sicuro non sono veneti. Io sono veneto, penso col mio cognome, da oltre 800 anni e in tutte le mie case c'è l'emblema del Leone della Serenissima, anche sulla casa di Milano. E posso garantire alla signora che secondo la mia maniera di pensare, la Grande Guerra e altro è stata fatta anche dai meridionali e un po' da tutti per raggiungere questo obiettivo Italia. Le spese del Vajont le stanno pagando tutti quanti, Sicilia compresa, per cui non vedo per cosa ci si accanisca a questa liberazione del Veneto, quando non abbiamo ancora l'alta velocità. I treni regionali nostri per la Lombardia sono interrotti a Verona con un'ora che si rimane fermi, quindi si va sempre peggio. E poi per non parlare di tantissime altre cose. Io ve lo dico sinceramente in trasmissione, che il giorno che ci sarà l'indipendenza veneta, forse perché neanche più dal medico in Veneto ci vado, perché vado in Lombardia anche per quello, in quel momento là io non vorrei essere nemmeno più residente in Veneto, perché non credo che il Veneto sia questo che stanno decantando in questa trasmissione. Io ho la fortuna di vivere più in Lombardia che in Veneto, però sinceramente se dovesse mai succedere questo mi vanto solo della mia residenza perché qui ci sono nato, ma spero proprio quel giorno di riuscire a fare le carte per esserne fuori, perché non vorrei proprio esserlo. Grazie molto della sua testimonianza. Quindi dopo Morosin può anche ribadire. Noi rispettiamo le opinioni di tutti, assolutamente. non ma c'è anche nessuna interessante. preoccupazione, credo che la libertà consenta qualsiasi scelta, quindi
Non so di quale paure questo signore veda all'orizzonte. Io credo che i dati che ha fornito, e sono dati di un tecnico perché non ha posizione politica, dottor Bellati, siano estremamente significativi. Quindi la realtà può solo migliorare. Se lui ha paura di passare da una realtà di depredazione e di non funzionamento dello Stato, una realtà che nella peggiore delle ipotesi sarà comunque meglio dell'attuale situazione italiana, è libero di farlo, noi lo rispettiamo. Credo che la stragrande maggioranza la pensi diversamente. Professore, alla luce di questi dati cosa ravvede? Ma certamente c'è questo, cioè si può sperare che con l'indipendenza i dati cambiano, cioè ne possiamo essere sicuri, perché l'avvocato dice, almeno io sento una sicurezza, cioè che non può peggiorare. È vero che non può peggiorare, questo dovrebbe avere una risposta. Sì, le dà una domanda. No, io chiedo scusa, ma anche qualche domanda, ma però quello che io vorrei dire è anche qualche spettatore che ha telefonato, che quando noi diciamo che questa indipendenza è un eventuale referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto è contro il principio supremo dell'articolo 5 della Costituzione, che la Repubblica è una e indivisibile, non vogliamo dire che noi non saremmo d'accordo all'indipendenza, ovvero che non siamo anche per togliere la Costituzione del 48 e fare un altro tipo di Stato, no? Oppure che addirittura che chi dice questo non sia anche contrario all'unificazione dell'Italia per come è stata fatta. Il fatto è che non glielo lasciano fare, cioè questa indipendenza non gliela lasciano fare perché lo Stato italiano non la lascerà fare in base appunto a questo, cioè è questo il discorso, cioè chiedo scusa anche perché ho sentito, no, che anche questa telefonata, no, diceva e non è che questo esprima che è giusto, che non si può, e non si può. Bravo. No. Beh, questo è molto interessante. Però è un'altra cosa che a me personalmente interessa molto di più dal punto di vista come storico. Cioè il popolo veneto, intanto dal punto di vista costituzionale è l'unico popolo, articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, però il popolo dell'articolo 1 è il popolo di tutta la Repubblica e non quello di una regione. E infatti la Corte Costituzionale si è in diverse sentenze si è opposta, no, al fatto che si possa contrapporre una parte del corpo elettorale, per esempio il corpo elettorale del Veneto, a tutto il corpo elettorale. Però a parte questo, quello che mi interessa di più è perché nell'introduzione è molto interessante, sono state fatte delle considerazioni storiche sul plebiscito del 1866 e sul fatto che ci si richiama alla Repubblica di Venezia. E però la Repubblica di Venezia, cioè a che cosa esattamente ci si richiama, e l'indipendenza di che cosa? Cioè di quali territori? Chiarissimo, un attimo solo prima di dare la parola a entrambi, perché dopo c'è stata anche la domanda, prima la domanda economica con Bellati. Vediamo una telefonata, pronto? Ma devo rispondere però, professore. Sì, pronto? Sì, pronto? Sì, prego, da dove chiama? Pronto, buongiorno, Luca da Bassano. Sì, prego signor Luca, dica. Sono velocissimo, intanto complimenti alla trasmissione e un grazie di cuore anche a Morosi per il lavoro che sta facendo. Come dicevo la signora che aveva telefonato, io sono un imprenditore, purtroppo noi abbiamo poco tempo per dedicarci alla politica perché stiamo, soprattutto in quest'ultimo periodo, dedicati al 100% alle nostre aziende, giorno e notte per fare in modo che le aziende non chiudano. Dico due cose. La prima, Renzi continua a dire che
questa è l'ultima possibilità per l'Italia. Secondo me, altri imprenditori invece, l'ultima possibilità che ha il Veneto di salvarsi è l'indipendenza. Ormai non c'è più niente da fare, l'unica strada è quella. Non lo dico solo io, lo dicono tanti imprenditori, perché sono a contatto settimanalmente con tantissimi imprenditori, e questa ormai pensiamo che sia l'unica strada, altrimenti prende e si va in Austria, come già stanno facendo. L'altra cosa, rapidissimo, mi dispiace che siamo in chiusura, mi dica l'altra cosa. La seconda cosa è che spero che dopo il plebiscito che c'è stato la scorsa settimana, i consiglieri del PD e di Forza Italia in Consiglio regionale finalmente si mettano una mano sulla coscienza e votino il famoso progetto di legge fermo in Regione 342 che possa portare il Veneto ad indire un referendum legale. Chiarissimo, e noi lo chiederemo, grazie molto del suo intervento, cercheremo di avere anche qui dei consiglieri per vedere se arriveranno a questo. Rapidissimo Morosi, perché siamo proprio in chiusura. Le riflessioni del professore imporrebbero lo faremo un'altra volta. No, lo faremo un'altra volta, una però battuta. Brevemente. Il professore cita l'articolo 1 della Costituzione italiana che richiama il popolo, però non dà una definizione di popolo, richiama il popolo, ma non ne dà una definizione, e quindi anche questo è l'aspetto sul quale io avevo introdotto la mia osservazione iniziale. Non c'è nessuna norma che dà la definizione di popolo. E se vogliamo, di popolo veneto si parla nello vecchio statuto della legge 340 del 71 e anche nel nuovo, la legge 1 del 2012. E l'altro aspetto invece? L'altro aspetto, proprio flash, mi dispiace tantissimo perché meritava, magari dopo, è che per esempio io credo che già altre realtà come il Veneto, quella della Catalogna, si trovano in identica situazione e arriveranno a indipendenza. Ma l'esperienza ci insegna, quella del Quebec in Canada, laddove la Corte Suprema, investita di un problema analogo, ebbe a rispondere in termini non giuridici, quindi non dogmatici, e disse una frase tanto cara al mio amico, il nostro professore Mario Bertolissi, e diceva che nessuno ha il monopolio della verità, detto da un organo giudiziario la dice tutta, e mi fermo qua perché assolutamente. Bellatti, proprio una ma io velocissimo, gli osservatori internazionali citano l'Italia, la mettono nel ranking internazionale fra gli ultimi paesi del mondo, quindi io ritengo che una rivoluzione pacifica nel senso di modificare questo sistema è assolutamente indispensabile, perché peggio di così credo che non siamo noi a dirlo. Peggio non si potrebbe andare. Non siamo noi a dirlo. Il problema è la sostenibilità, come dicono tantissime imprese. Noi abbiamo il nostro timore che diminuisca sempre di più fatturato, il numero delle imprese, perché la situazione è questa come trend, e quindi questo è il grande problema a cui noi siamo raffrontati. Quindi io non voglio adesso dire di fare ipotesi sul futuro eccetera, quello che a noi interessa è che questo residuo fiscale diminuisca, che le risorse fiscali possano essere gestite maggiormente sul territorio, potrebbe essere una soluzione, e che venga applicato il titolo 5 della Costituzione, che sarebbe il titolo 5, quello che avrebbe dovuto portare un forte decentramento, perché non parliamo di federalismo, solo che se neanche quello viene fatto e il federalismo si trasforma in un aumento di tasse a livello locale, la gente si stufa perché dice qua siamo presi in giro, appunto. E rischiamo che le imprese se ne vadano. Detto questo, io ringrazio i nostri interlocutori, sia voi telespettatori che i nostri ospiti qui in studio, estremamente qualificati, quindi speriamo di aver dato qualche elemento in più. Ne parleremo ancora naturalmente. A voi buon proseguimento e ci vediamo domani. Grazie.